Presidente do Consiglio Esecutivo, io consigliere incaricato di lingua. Un mese scorso, in una lettera scritta il 12 di novembre del 2019, a Brivetta di Corsica, Josiane Chevalier, affermava che il reclutamento di personale corsovani in un stabilimento bilingue di prima zidelina può essere considerato come discriminatorio. Domandava dando di modificare l'annesso 4 della deliberazione che proponeva l'impiego di personale corsovani per aggiungere a bislingua all'edizia proprietà della collettività di Corsica in Ajaccio. In nostra risposta aveva lamentato di prima che le persone scelte userebbero di ripetere competenze a un livello della prima zidelina e di noi che lo ci toccava a qui a prendere in considerazione una competenza linguistica. Per compiere, avete risposto che la deliberazione non sarebbe mica ritirata. Queste situazioni e queste problematiche voltano spesso. Intanto, è detto nella lettera che lo Stato, in dichiarazione del suo rappresentante più alto, ha preso una posizione a pro di messa in ballo di una politica bislingua. Questa affermazione non tocca mica solo la lingua corsa, ma tutte le lingue dite regionali. Esistono informazioni e certificazioni in lingua corsa, sono pensate secondo un modello di certificazione europea e sono riconosciute dall'Accademia di Corsica. La collettività di Corsica finanzia quella dell'università per gli studenti e quella di Ugretta per i salariati. Finanzia di noi la SOGI, che si sono impegnati in un dispositivo nuovo di case di lingua, che appunto permettono al pubblico di eseguire una preparazione di queste certificazioni. Eppure, quelle certificazioni non permettono mica una riconoscenza vera per ciò che tocca proprio le competenze professionali. Una iscrizione al diploma di competenze in lingua permetterebbe forse di offrire ed assicurare di modo definitivo una legittimità giuridica a queste competenze. Io Presidente del Consiglio Esecutivo, io consigliere incaricato di lingua, ci può dare il vostro parere in quest'ultimo punto e facci sapere se secondo voi non sarebbe mica interessante che la collettività di Corsica si desse di mano per domandare di modo ufficiale l'iscrizione della lingua corsa al diploma di competenze in lingue per via dell'arresto del 13 dicembre del 2010 che ha permesso l'iscrizione di bretone e dell'occitano. Come ci possono spiegare che ciò che è legale per due lingue dette regionali non lo sarebbe mica per la nostra? A ringraziare. Bien. La réponse donc du Conseil exécutif en charge de la langue. Attaccato per la fine, attaccato per la questione di Bala Mosca, dunque per dire che a metà qui avevamo la lettera della prefetta di un mese di novembre scorso, che parlava di discriminazione, specificata da soprattutto dunque nell'affare di aggiudicazione di collettività di Letizia e Najaccio. Condivide la nostra risposta, non ci torno più. D'altronde parla di formazione e di certificazione in lingua corsa, fatta secondo un modello di certificazione europea. E dunque aumentate di fatti l'azione l'autopolitica di collettività a pro della SOGI, a pro del dispositivo di case della lingua, che appunto permettono oggi di noi di appuntare una certificazione. Per fine di noi, la questione di primura è quella di certificazione che possa aiutare di riconoscenza per ciò che tocca proprio la competenza professionale, e questa che ci interessa a noi. E sto bisogno di avere dunque per corso questa offerta di diploma, detto di competenza di lingua, DSL, DCL. Dunque, aumentate l'arrestato di dicembre di 2010, che pian contro l'articolo 3, articolo per il ritorno e l'Occitano, e mica per l'Astri, ed è qui che forse scrive il fatto che non ci sia mica discriminazione, c'è
per noi altri, posto che è stata mandata parecchie volte e per ora c'è sempre un ricuso ufficiale di umana. Dunque, per farci la corta così, è importante per noi di aspettare a giusto a rettrice all'ultimo consiglio accademico territoriale a questione di UDSL, aspettiamo la risposta. Proponeremo forse all'ordine del giorno prossimo torna la stessa questione, ma è importante noi di dire che ma lavorare all'entrata di gennaio non ha un futuro contratto di piano con lo Stato, non ha l'immersione, giusto appunto perché c'è una lei da usotto e sopra, l'università è comunque piazza da sopra e c'è comunque tutto questo sotto da moderna là che è una primura per noi, non la politica linguistica e l'educazione. Questo per dire che Barco, un ponte per passare alla seconda parte della questione, non l'insegnamento, qui faccio punto per punto. Le cifre di rettorato le abbiamo avuto fin di novembre, comunque, abbiamo aspettato 2 mesi e mezzo per averli, dico così, sono mica abituati a darci le cifre. C'è 11.000 scolari di primario, non islingu, o cosiddetto islingu perché non si sa mica se è dichiarativo o se è effettivo, e questo è importante per noi. Mancano tutti i percentuali a livello, scuole moderne, anche se non domandiamo noi per via della convenzione di 2016 queste cifre, non abbiamo mica i percentuali a livello per ciclo e per scuola. Dunque, uso l'affare che si può dire secondo il primo grado, di fatto che abbiamo 44% di CDL in dichiarativo in usilingua, siamo sopra il paese vasco di 40%, comunque di interessante. Ma un punto di soddisfazione è il fatto che il grande piano di formazione permette l'accrescimento, così, dell'abitazione per i maestri. Ma per ora aspettiamo l'obbligazione di quelle che sono abilità da insegnare non vedere le lingue. Per il collegio siamo all'ingresso da 29% in sesta a 20% in bislingua dichiarativo, assai in qua per la brutta convenzione, quindi noi le monete, al liceo cerchiamo sempre il bislingua. La dico anche chiara, gli effettivi sono passati da 18% a 16%, dunque di una conseguenza di questa riforma, e da 18 a 15 di noi nelle scuole di prima, e di istruire che la soci di insegnanti di lingua russa hanno reagito, 18 mesi dopo la riforma, mi face piacere, ma dimmi che dunque c'è tutto il lavoro a fare e vi ricordo comunque che il 1° aprile scorso siamo andati in Parigi con i presidenti e una parte degli esecutivi e dei consiglieri per domandare a Blanquer di mettere appena di Gerardio di dinamica a queste domande.